non pensavo che andasse a venire così. Lei signora? Io ho 39 anni. Pensava che ci potesse essere un esito così? No, mai. Non avrei mai pensato proprio. Anche a me piange il cuore come siamo tutti colleghi. Da quanti anni lei lavora in ACC? 10 anni, è molto diverso dall'inizio. Famiglia, impegni? Famiglia, impegni. Fortuna, tra virgolette, lavoro solo io in ACC, ma quante famiglie lavorano in due? Lavoratori e impiegati, tutti in corteo a chiedere certezze per il futuro. Si sono mossi dal piazzale della stazione, hanno attraversato le vie del centro. Belluno ha raccolto le loro preoccupazioni, nessuno ha protestato per i blocchi temporanei del traffico, troppo importante di questi tempi la questione lavoro. Non sappiamo qual è il nostro futuro, come sarà. La storia di ACC è stata riassunta in un documento di 5 pagine che le rappresentanze sindacali hanno consegnato nelle mani del prefetto Raimondo. Dagli albori nel 1964, grazie alla legislazione sul Vajont, agli anni d'oro, quando nello stabilimento di Melle erano occupati qualcosa come 1800 dipendenti, al cambio di proprietà, prima Zanussi, poi Electrolux, ora ACC, alla crisi dei primi anni del 2000 con Lodo Reolon, all'interno del quale si definì l'impegno alla creazione di un centro di ricerca punto di riferimento per il polo nazionale della refrigerazione. Fino al nuovo allarme di queste ultime settimane, provocato dalle decisioni dell'azienda di procedere alla divisione del comparto motori di Pordenone dal comparto compressore di Melle, alla cessione dello stabilimento friulano e il conseguente depotenziamento di quello di Melle. Al prefetto e alle istituzioni i lavoratori hanno chiesto venga fatta pressione nei confronti del Ministero dell'Industria. Lo stato di mobilitazione resta, le istituzioni sono chiamate a fare ciascuna la propria parte.